E sarà anche chiusa, però è bella, guardate. È una chiesa... Mi scusi, come si chiama questa chiesa? Redentora. 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 Redentore. Redentora. Questa è la chiesa Redentora. No, Redentora. Come è Redentore? Redentore. Redentore. Cosa Redentore? Ma questa è giornata. Redentora non è? No, del Redentore. Redentore. maschio, no? L'ha detta la signora, Redentora. La signora. Scusi, può anche essere. Vero? Non lo so, mai Perché sentito, voi ma può essere. napoletani non fate al femminile molte cose. Ma la Madonna dovrebbe essere redentrice. Certo. Redentora. Redentore. Cos'è l'elicottero di Schwarzenegger? A Cernobbio, vi ricordo, c'è Villa Destra, Villa Destra. Voi ci scherzate, quello magari veramente è lui. Sì, sì. A Villa Destra c'è Schwarzenegger. Bellissimo. Bellissima, guardate la struttura, i colori, il portone, è chiuso. Gesù Redentore questo. Allora il Redentore. Ma che fa? Uno bussa? Che bussa? Uno, ecco che bussa. Io questa cosa delle chiese chiuse non la sopporto. Non la sopporto. Forse sarà un prete lì. Ragazzi, ho scoperto una cosa incredibile. Vedete che ho fatto un miracolo? Lì c'è la grotta della Madonna di Lourdes. Buongiorno. Si può andare a vedere la grotta della Madonna di Lourdes? Andiamo, ma scusate, io voglio andare a vedere. Che fanno? Ci picchiano? No, non ho capito. Guardate questi alberi. Guardate questi alberi, vedete? Ogni albero ha una targhetta, questi alberi. E ogni targhetta è dedicata, credo, a qualche soldato scomparso. Vedete? Ed ecco signori, grazie al sottoscritto, anche che l'agenzia, quella signora con il coso in mano e qua, 3 ore e mezzo spiegando, andate a destra, andate a sinistra, intanto grazie a me stiamo vedendo la Madonna di Lourdes, Forza, avete visto? C'è andata di lusso, giusto? Guardate che meraviglia, quello 3 ore e mezzo dentro l'agenzia, vai a destra, vai a sinistra. Non c'è niente da fare, camminando uno scopre le cose. Guardate che meraviglia. Bello? Chi è? No, dico bello. Sì, belli. Alla plancia giusto, a Genova. A Genova, alla plancia. Alla plancia. Alla plancia? Alla plancia giusto. Pianto? No, che piange, poverino. E a lei è così contento, cosa piace? E se piange c'è un miracolo, noi lo riprendiamo anche in diretta. Ma scusa, ma tu da lì dove sei andato? Senso opposto. Vabbè, sentiamo di là cosa... Torniamo allo stesso posto. Allora andiamo di qua, via. Forza, andiamo? Vedete? Allora, a Cernobbio abbiamo visto la grotta dedicata alla Madonna di Lourdes. Vedete come sono organizzati qua? Ma chissà sta scala dove va a finire?
sempre che, attenzione, per qua corrono, Siamo sempre a Cernobbio. Abbiamo visto prima la chiesa del Redentore, bellissima, però l'abbiamo vista da fuori, vabbè. Però intanto abbiamo visto anche la grotta dedicata alla Madonna di Lourdes. Ah, ecco, vedete, qua potete anche vedere quanto costano i regali, giusto per curiosità. Quanto potranno costare? È un regalo, sarà gratis. Ma questa che sarà? Una casa? Vieni. Sarà una casa di Cernobbio. Vediamo la casa di Cernobbio com'è, non è che caci. Ma che ci arrestano? Entra, che c'hai paura? Ci arrestano. Vabbè, questa deve essere una casa povera di Cernobbio, mica sono tutte belle le case. Mica. Oh, non è che Cernobbio tutto è perfetto. Adesso vedete, siamo nel corso. Ops! Ops! Cos'è, un bar? Ops, un bar. Pausa. Dov'è Chicca? Chicca! Vieni. Ma dove? Ci hanno detto tutti al matrimonio state venendo? Sì, andiamo, e Ma come? dov'è il matrimonio? Questa signorina è qua. E se disse parrucchiere, chi è? Sono mie colleghe. Sono i tuoi Mie colleghi? colleghe, sì. Guardate. Sì. E lei parrucchiere? Sì. Ma da quando? Come da quando? Io sono in fede. Ecco, Da dove venite? noi dalla Sardegna. Bello. Grazie molto gentile. Voi da dove venite? Cernobbio. Ah, Cernobbio. Ma come si dice l'abitante di Cernobbio? Come si chiama? Cernobiese. Biese. Cernobiese, è facile. Ci sono una curiosità, ma questa State qua un po', state qua un po'. non capite? State qua. Sì, stiamo già. Una un po'. gita? Sì, ma una curiosità, ma questa chiesa, ma perché è sempre chiusa? Quale chiesa? Quella del. La stanno sistemando. Ah! Qua dietro ce n'è un'altra, scendete qui all'angolo, qua di qua ce n'è un'altra molto bella. Brava, meglio chiarirle queste cose, brava. Comunque se vi volete vedere in televisione, questa trasmissione va in onda via satellite. Va bene, L'ha vista tutta grazie. Europa, va bene? Arrivederci, buona giornata. Grazie altrettanto. Vedi che gentili che sono, andiamo. Poi alla prossima facciamo una pausa caffè, Giusto? Va bene, sì. Ci vuole un caffè adesso. Arrivederci e grazie. Pronto Moby Dick Viaggi? Ah, buonasera. Avete prenotato il viaggio con Moby Dick? E allora benissimo, ci vediamo in aeroporto. Sì, mi stia bene, arrivederci. Pronto? Ah, buonasera signora. Sì, è tutto vero. Sì, prenotando con Moby Dick verrà in viaggio con Gennaro e Ugo. Sì, arrivederci, ci vediamo anche. Sì, arrivederci. Grazie a Moby Dick per la strada va in giro nel mondo insieme a voi. Prenotate. Pronto? Moby Dick Viaggi? Una bottiglia d'acqua San Giorgio, per favore. No, San Giorgio no che ne secca, vi oltre mare. Grazie lo stesso, meglio niente. Papà, ma la nostra San Giorgio! L'acqua minerale San Giorgio è tra le più basse al mondo per quantità di nitrati. Ed è sempre pura come quella di una volta. San Giorgio, una lunga storia di purezza. Cernobbio è lì. Dove? Come dove? Un'altra volta, ora ti sposto un'altra volta il braccio. Dove c'è Piazza Santo Stefano? Noi siamo lì, pensate voi dove siamo? Proprio in mezzo alle montagne.